Senta che mo piglia. Allora, io vorrei cominciare quest'altro video dicendo solo una cosa. Il Signore è il mio pastore. È passata una settimana da quando abbiamo registrato questa canzone e noi la stiamo continuando a cantare. E vi ringraziamo perché il successo di questo, per me è un successo questo video. È andato benissimo, pure gli estratti sono andati benissimo. Antonio Muscetti, che è il cantante proprio della canzone, è venuto in diretta con me su TikTok. Abbiamo scambiato 4 chiacchiere e sono stato molto felice perché è una brava persona proprio. E proprio per questo dovreste seguirci anche su Ticchignocchi. Esatto. Perché lì facciamo delle live dove parliamo appunto con i cantanti dei video commentiamo quando le acchiappiamo, non sempre ovviamente. Esatto, però potrebbe essere un piccolo format che portiamo su TikTok. Poi un'altra cosa importante che vi voglio ricordare, cioè nel senso, la settimana scorsa noi abbiamo detto mandateci qualche messaggio vocale vostro. Io nel video avevo detto al nostro numero WhatsApp, che non abbiamo ancora attivato perché non abbiamo avuto tempo di attivare un numero WhatsApp dedicato a questo, ma abbiamo fatto comparire in grafica mandateceli su Instagram al profilo Pop Vibes. E molte persone hanno detto ma dove sta il numero? Ah, scusa, ma legit. No, qualcuno ci ha contattati su Instagram con scritto numero WhatsApp. No, cioè nel senso proprio. Allora cerchiamo di farla semplice. Aprite WhatsApp. No, scusa, ecco qua. Cerchiamo di farla semplice. Aprite Instagram, cercate il nostro profilo di Pop Vibes, aprite la chat, messaggi e ci mandate il messaggio vocale dove dite ma lo dico, ma io ne ho visti di belli, ma tu sei più bello dei belli. E ce lo mandate tramite Instagram. Esatto, è facile. Vabbè, comunque, non voglio fare un pippone troppo lungo perché queste intro lunghe mi annoiano, mi scoccio, ma vi dico solamente che dopo tanti anni ritorna qui su questo canale Felix Coppola, che per chi non dovesse ricordare il nome vi posso dare un indizio molto più facile da comprendere, che è zu che tocca lì, zu. Ci eravamo persi in questi anni quello che avesse fatto Felix Coppola, ma lo recuperiamo subito. Tra le altre cose approfitto per salutare Felix, che molto spesso si collega nelle nostre live e magari in qualche live di TikTok potrebbe entrare con noi. Esatto. Comunque andiamo a vedere questo. Che? Wow, se non siete iscritti al canale, sai cosa sono questi? Allora, hai presente quando cammini per strada scamazzo strunzo sotto a scarpe e cose? Sì, tu strunzi sotto a scarpe se non vi iscrivete a questo canale. Bravo. Perché uno dice no, ma tu li devi trattare bene. No, perché se voi guardate il video e non vi iscrivete, si tu strunzi sotto a scarpa. Quindi il tasto sta qua sotto. Soprattutto se non usano gli hype, i commenti e non I commenti mettono sono hype. importanti. Com'è possibile che un video di 7000 commenti 7000 visualizzazioni non abbia, non dico 7000 commenti, ma almeno 1000 commenti? Perché si tu strunzi sotto a scarpa. Per me si tu strunzi sotto a scarpa. Vabbè, andiamo a vedere subito questa canzone nuova di Felix Coppola che si intitola Sexy Lady. Oh my god. Che tu sei la Fatality. Ma poi cos'è questo suono? Dove si è steso? Ma che caro, un coppa una trave. No. Non era questo il suono. Ma o è lui che ha fatto. Ma non è, no, è da donna questo, non è da uomo. Vabbè, un'ora prima, vediamo che è successo. Cioè, che cos'è? Latteria Soresina. Questo è Sembis. Che voglio capire, capito chi è? Ti sto aspettando, ho voglia di te. Ma chi lo scrive a chi? Stai dicendo a me? Parlami chiaro. A lui, a Mr. Felix. Ok. Sta portando questo litro e mezzo di latte che nel frigorifero, se no va male. Signorina. Buonasera. Non mi aspettava sta serata con te. Ah, boh, però se lei così a male. Panna a me la me. Ma tira prima ne mo vuoto con te. Ma che è successo? Perché sta così? Felix, che è successo? T'ha sconvolto sta ragazza? Come sbatto un coppo. Ah, così. Felix, io ti voglio bene, ma così a cava sotto e cosa? Paro pollice. E comunque abbiamo anche un bel fanale di coda, dobbiamo dirlo. Ma lei si sarà innamorata di carattere, vorrei immaginare. Dello sguardo. Su sti mano mi straccia camisa.
Lui è felice. Io non lo so se hai bisogno di aiuto, il gesto è questo qua, tu ci pensiamo noi. Noi veniamo, io mi prendo a questa e me la porto e dico, ehi, non ti permettere più. Ma tra l'altro potesse essere la figlia, voglio dire, cioè. Anche questo è vero. Si scende più vascio, sai imparaviso. Hai visto? Ci ha portato i fiori e la ghioccuttuna. Per fare l'uncinetto. Stai combinando, tu mi stai scassando. Tu mi stai scassando? In che senso, signor Coppola? Sai scina con lui, annanzi al re da ballo. Ah, ragazzo, proprio, Mamma capite? mia. Non è che è una cosa, è proprio un'esigenza. Sarà di fuoco, ma sento che mi piglia. Ma senti? Ma sente che mo piglia? Possiamo riascoltare? Ma sento che mi piglia. Ho capito bene. Credo di Mo sì. piglia. Siamo tutti d'accordo? Ha detto, mi sente che mo piglia. Mo non me ne va. Allora capito, mull. Capito? Mo piglia, mull, me ne va, che giustamente, perché se... Mi fa ridere. È asma, bimbi. Io non lo so precisamente che cosa stia succedendo in questo video. Io veramente sono molto confusa. E non so se voglio saperlo. Ma perché lei si sistema se l'ho appena accolto? Un sesta settimana prima. Si è pure cambiata. Ma poi, e se non cambia, resta te stessa. Come sbatto un gol. Ha avuto un trauma cranico come una manata. Ha fatto Kaioken. Ma poi lui continua a guardare il soffitto. Lei sta di fronte a lui. Sì, ma secondo me lui voleva solamente fare una pittata là sotto e lei ha frainteso. Si era un attimo ripreso, gli è arrivato un po' d'ossigeno, poi ha mollato un'altra volta. A me il balletto su mi piace troppo, mi vuole sembrare a memoria. Lo provo a fare. Grazie. Complimenti. Grazie. No, si passa a caso che è troppo difficile. Di qua no. Sì, ma se inchioccia alla fine, oppure che si stava guardando solo la parete. Chiedo scusa a tutto il popolo italiano. Io non mi aspettavo che fosse questo, pensavo più un fatto. Però complimenti alla mamma, come direbbe un grande filosofo di nome Daniele De Martino. Rafa, che ne pensi? No, è... Avvicinate alla microfono. A quel sexy lady, è Mr. Felix. Non lo so, mi è entrato proprio in te, sono in trance. Quindi mo non è più il signore mio. No, per me è ancora il signore mio pastore. Sì, anche per me. Anzi, per apparare questa cosa, sapete che dico? Per apparare questa cosa, sapete che dico? Il signore è mio pastore. Vabbè, noi anche questa settimana siamo rimasti sconvolti. Tra le altre cose, settimana prossima, che giovedì, uscirà un nuovo video commento, perché noi ogni giovedì stiamo facendo uscire. Settimana scorsa abbiamo fatto venerdì, che abbiamo avuto un matrimonio a Bologna. È stato complicato, però bella Bologna. Complimenti a tutti i bolognesi, che è veramente una bella città e mi è piaciuta. Poi che vi devo ricordare più? Sì, di lasciare un like a questo video, di iscrivervi, perché se non vi iscrivete siete ossunzi sotto la scarpa. Ricordatevi questa cosa. Chi non commenta che cos'è? Ossunzi sotto la scarpa. E chi non mette punti hype a questo video è ossunzi sotto la scarpa, anche in quel caso là. Per forza. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io adesso devo andare un attimo a sbollire, diciamo, questo sexy lady e a capire perché Felix Coppola, che era uomo, si sentiva